Nata in settembre. Avvolta dall'umida rugiada, in un tremolo mattino, rorida terra, mentre affondo i piedi sento il suo tepore. Le narici fremono al suo sentore. L'equinozio d'autunno si fa più vicino. Il sole si immerge scendendo nelle profondità dell'oceano cosmico. Incrocia l'equatore celeste e lentamente declina. Sollievo per incauti turisti con la pelle bruciata. Esce di scena. Placa animi frenetici di ragazze innamorate, di uomini eccitati da tanta nudità. È periodo di conservazione prima del grande freddo e con esso un'apparente pausa agli animali abbandonati con superficiale crudeltà. Rami recisi da colpi precisi. Sfoltire, buttare, piangere e gioire. Balli propiziatori nei campi di spighe segnano l'inizio della caccia. Fuoriesce il sangue rosso vinaccia. Dalle botti e dai tini odorosi di mora selvatica e rancido mosto, Dionisio, dio dell'ebbrezza, ci porta a trascendere da noi stessi e perdere il giusto posto. E mesi di amori lasciati, perduti, dimenticati, morti per inerzia, per distrazione, per poca voglia di investire le ultime energie per cercare di capire. Settembre, il mese dei tagli, un colpo netto per sentire meno dolore. Con un ultimo raggio entra un pallido sole. Marzo 2021. Anche quest'anno la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano ha voluto dedicare dei momenti, attraverso il canale YouTube della biblioteca, alla poesia. E anche in questa occasione ci siamo fatti aiutare da un'associazione, Lettera 7, che da anni opera sul territorio raccogliendo poetesse e poeti e chiamandoli appunto a raccolta per lavorare anche ad un manifesto della poesia, ad una interpretazione, a una diffusione della poesia. Con un'azione infaticabile, instancabile, si attivano anche per la promozione di questo linguaggio artistico che in questi anni è riuscito e ha saputo coinvolgere parecchie persone. La poesia non è solo un piacere nel giocare con le parole, nel suono delle parole, ma è anche e soprattutto un modo di comunicare, di stimolare delle emozioni e soprattutto delle riflessioni e una modalità di dialogo diverso con gli altri, ma anche con noi stessi, un dialogo interiore che ci portiamo dietro. Sentiremo in questa puntata molti dei poeti e delle poetesse che fanno parte di questo cenacolo e in particolare sentiremo Roberto Marino, la sua esperienza, colui che ha voluto fortemente riunire dei poeti e delle poetesse insieme costituendo un'associazione, ci racconterà dell'origine di questo nome, ma soprattutto anche del manifesto che è stato concepito e sostenuto da tantissimi poeti e poetesse. Avremo con noi in questa puntata Angelo Magro, Nina Sadeghi, Carmen Gesmundo, Roberto Marino ed Enea Bonato, che tra un intervento e l'altro ci racconterà come è nata Lettera 7. Io vi invito ad ascoltare, a rimanere sintonizzati con il nostro canale YouTube. La Biblioteca Provinciale Claudio Augusta ha in serbo per voi tantissime sorprese ancora nel corso dell'estate, ma soprattutto anche ha moltissimo da farvi rivedere, per cui se rimanete sintonizzati e in contatto con la biblioteca avrete continuamente delle occasioni per vedere e seguire il nostro lavoro. Un arrivederci a presto e un caro saluto a tutte e a tutti voi. Contro il bailamme quotidiano, la cacofonia dei suoni, la confusione pressoché totale, scelgo il silenzio, una forma di lotta
anacronistica, obsoleta, ma soprattutto civile, con la quale non si vincono campagne militari né si fanno prigionieri o morti. Per questo vengo deriso, ma non mi duole. Ok, gente, passo e chiudo. Ciao Angelo, intanto grazie di essere qua anche tu con noi per questi video dedicati alla poesia, alla giornata mondiale della poesia, e soprattutto grazie che hai scelto Cartoline dal fronte, una delle tue poesie che io preferisco, per questa raccolta, questa prima raccolta di Lettera 7. Ecco, quindi la prima domanda è proprio su questa poesia. Cartoline dal fronte, ma dov'è il fronte oggi, Angelo? Ciao Enea, tu oggi mi chiedi perché ho intitolato Cartolina dal fronte la mia poesia e cosa significa per me fronte. Non è una cosa fisica, tangibile, bensì il fronte per me è l'uso improprio delle parole, una delle quali che a me dà fastidio, femminicidio, sostantivo maschile. Femminicidio, la donna non ha bisogno di essere ritenuta solo femmina, anche perché a me femmina richiama quella giumenta portata in fiera e battuta all'asta. La dignità della donna non la si può ridurre a questo gioco di parole. Il valore intrinseco della donna è molto, molto superiore, solamente che la nostra vetusta civiltà maschilista ha forgiato anche i termini. Dovremmo, per avere un occhio più di riguardo sulle cose, cambiare anzitutto il linguaggio. Sono salva. Cielo plumbeo. Grigio da settembre inoltrato. Inverno anticipato. Sono salva. Tutto quel sole. Corpi nudi sulla roccia bianca, messi in mostra pieni di sudore. Asciugati dal vento, solo una scia di sale sulla pelle assetata dal calore. Una scala di 6 gradini ci separa. 6 gradini e tu non scendi. 6 gradini e io non salgo. Solo il fruscio di un giornale. Poi silenzio. Sono salva. Notte buia. Il rullio dei motori e un lieve ondeggiare mi culla. Mare e cielo si fondono in un unico inchiostro nero. Io non parlo, tu non parli, e nel silenzio stride l'anima in un pianto alla ricerca del vero. Sono salva. Ecco Angelo, abbiamo tanti autori nel gruppo Lettera 7, però secondo me tu sei un autore un po' particolare, perché hai un modo di scrivere, ma soprattutto di parlare la tua poesia, che secondo me ti rende molto interessante. E comunque oggi sono qui non per farti complimenti, non solo per ricordare appunto questa giornata, il 21 marzo, dedicata alla poesia, ma per una poesia tua in particolare. Poesia d'amore numero 112. Ma scusa, tu vuoi dirmi allora che ne hai scritte altre 111 di poesia d'amore? La seconda domanda che mi fai, perché la poesia l'ho intitolata Poesia d'amore 112,
ed il motivo è molto più prosaico. Il numero 112 mi suonava bene, è lo stesso numero di consonanti e lo stesso numero di vocali. Non ci sono S sibilanti, non c'è e soprattutto non c'è quella consonante, la P, che io la odio perché mi richiama il verbo potere e io odio tutti i poteri in genere. Poi una cosa, potere mi suona tanto come un peto. Poesia d'amore numero 112. Mi piace quando stendo i panni. Appendo la tua maglietta, quella fina, e quando rifaccio il letto c'è dentro l'umore di un'ora d'amore. Ed anche quando lavo le stoviglie, hai preparato un pranzetto sopraffino. Ne deduco, per concludere, che ti amo. Ecco Roberto, grazie per il tuo invito. Mi devi spiegare, perché non mi ricordo tanto bene, come mai siamo qua oggi alle terrazze di Vadena e perché dietro di te c'è quella porta aperta. Siamo qui per parlare di Lettera 7 e la porta aperta è perché sta diventando il nostro nuovo luogo di ritrovo dopo la chiusura del caffè letterario di Laives, e questo fantastico locale su queste bellissime terrazze di Vadena, del comune di Vadena, era la sede della ex biblioteca, nella quale ci siamo già trovati e esibiti in altre circostanze. È nudo il poeta, un po' perché voleva essere sincero ed autentico, un po' perché l'hanno invitato a spogliarsi. Adesso è nudo, completamente, mostrante al mondo qualcosa di bello, ma anche le sue varie debolezze. E si vergogna e soffre per essere così nudo, il poeta. Ma è un uomo, quindi deve fingere che non è vero che soffre e che si vergogna. Poco importanti, gli sembrano poco importanti le rare frasi che talvolta sente sul suo coraggio di voler vivere in quel modo. Quando si è nudi non si è armati, non ci si può difendere, non si può fuggire, non ci si può nascondere, perché gli altri hanno già visto e capito tutto. Oggi ci ritroviamo a completare con la tua presenza e ad accompagnare gli ultimi testi che tu hai letto per questo video, con le tue registrazioni, con le tue poesie, però volevamo anche far vedere dove adesso Lettera 7 ha traslocato dopo la chiusura dello storico caffè letterario. Per cui terrazze di Vadena, Vadena borgo storico, Vadena ex biblioteca. E cos'è che hai in mano, Roberto? Allora, qui in mano ho il manifesto che praticamente è alla base del nostro gruppo. I nomi sono importanti. Lo diceva spesso anche la cara nonna Regina, la madre di mia madre. Mia madre, quando sono nato, ha deciso di darmi il nome Roberto, ma la gente mi chiama anche Roby, qualcuno Bob. Come vivo io? A pochi interessa la mia storia di vita. Amo la poesia già dall'età delle scuole elementari. Della poesia quello che mi piace di più è il surrealismo che di essa mi rimane. Mentre mi affascina poco la musicalità della stessa poesia, poiché col tempo ho capito che la buona musicalità ai testi scritti la danno quelle poche persone che la sanno leggere bene. Quindi la mia poesia, composta dai testi che scrivo, è sostanzialmente una produzione di immagini mentali, ricordi, sogni, desideri,
Inoltre la poesia per me è rappresentata principalmente dai libri che continuo a leggere. Adesso, in questo anno 2021, giunto all'età dei 60 anni, ricordo le tante vocine che entravano nella mia mente. Lascia perdere, come poeta sei un incapace. Ma non ti accorgi che in tanti ti deridono e che quei pochi che stanno ad ascoltarti lo fanno per puro senso di educazione? Hai fatto parte di vari gruppi, tra i quali anche uno da te fondato nel 2011, e non hai mai trovato un pubblico interessato e caloroso. Forse però, se ti affidi a qualche persona che sa vedere oltre, potresti trovare la chiave giusta che ti serve per entrare nel mondo della poesia che a te piace e che è sostanzialmente uno stile di vita. Già, quella vocina che parlava di poesia come stile di vita era una ripetizione di ciò che sosteneva anche la signora Neal. E allora succede che durante una notte strana, nell'estate del 2015, arriva in sogno la sorridente nonna Regina, in parte fantasma buono ed in parte angelo custode della mia vita, che pronuncia un nome. Lettera 7. Mi sveglio, mi riaddormento. Ma il giorno dopo, ed anche in quelli successivi, ecco che prende forma e si rinforza sempre di più un'idea: fare un nuovo gruppo di artisti, di scrittori e poeti, e cantanti e attori e pittori, che dovrà chiamarsi proprio Lettera 7. In quei giorni conosco la scrittrice Simone Dark, alla quale piace subito tale idea. Lei fa il logo di Lettera 7, una piuma che scrive. Io compongo il manifesto di Lettera 7, che contiene la piuma di Simone e la speranza di riempirlo con le firme di tutte quelle persone che vorranno condividere l'arte del nostro gruppo. Ci troviamo al tavolino di un caffè di Piazza Walter a Bolzano. È il 7 agosto del 2015. Simone ed io mettiamo i nostri nomi sul manifesto. All'inizio le firme sono poche, ma aumentano di mese in mese. E in questo 2021 sono già più di 40. I nomi sono importanti anche per Lettera 7. Alessio, Angelo, Barbara, Bettina, Carmen, Claudio, Dario, Dolores, Edoardo, Eleonora, Emilia, Enea, Enzo, Eugen, Fabrizia, Francesca, Gentile, Giada, Giovanni, Gisela, Giulia, Giuliana, Annelore, Italo, Laura, Lidia, Lino, Pasquale, Loredana, Luciano, Luisa, Maria Pia, Martine, Massimo, Morena, Mugdin, Natalie, Nina, Renato, Roberto, Romina, Rosa, Sara, Sharon, Siglinde, Silvia, Simone, Stefania, Thomas, Vladimiro, Vincenzo, Viviana. Quindi sono molte le firme che danno forma ed energia al manifesto. Nel caffè letterario di Lives, in varie biblioteche, in altri luoghi culturali, Lettera 7 propone presentazioni di libri, incontri con cantautori, show letterari, conferenze, mostre di quadri. Aveva ragione la signora Neal. La vera poesia è uno stile di vita. Aveva ragione la nonna Regina. Mai demoralizzarsi se c'è gente che non apprezza la poesia, perché ce ne sono anche altri che invece la adorano, la poesia. E poi è un bel nome, Lettera 7. Sono un animale della poesia, un folletto che ogni tanto riappare. Sono uno che raccoglie sulle strade, nei bar, sugli autobus, quello che sapienti negano come poesia, la poesia della gente, e che, dopo averla impastata, la restituisce alla gente, che la sa apprezzare. Sono un ognomo cacciato via dal castello, scappato nel bosco e poi tornato nelle stanze delle donne belle anche dentro, che talvolta m'aspettano. Sono un poeta d'Unterland,
capace di sopravvivere nella terra d'Unterland, capace di camminare al buio nella città sotto la città. Sono un animale che sa vivere anche coperto di terra, senza sentirsi sepolto. Uno che torna nei palazzi, sporco di bosco, che sembra anche gentile, ma poi dà spintoni e alza la voce se non viene ascoltato. Sono un animale della poesia e posso scrivere e dire quello che voglio.